Corriere Imprese Nord-Est, 10 ottobre 2022. PNRR, obiettivi centrati. Ora non cediamo alla sindrome del cantiere. Per rinnovare le imprese, i prodotti e i processi ci vuole pazienza, e questo lo dicono da parecchi anni gli studi manageriali. Per rinnovare il nostro paese con le risorse del PNRR ci vuole la disponibilità a rimuovere la sindrome del cantiere. E questo lo ha detto a fine settembre l'ancora ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, intervenendo a Napoli al convegno dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari. Il PNRR non è stato pensato per iniziative isolate di piccolo cabotaggio, ma per progetti coordinati in grado di incidere sulla struttura istituzionale, sociale ed economica dell'Italia e idonei a generare cambiamenti irreversibili. In sostanza, è un piano di risultati nel quale i traguardi e gli obiettivi di breve periodo sono connessi agli effetti finali da raggiungere al termine dell'attuazione. Tutto chiaro, ma dove sono i cantieri? Sono passati 164 giorni dal 13 luglio 2021, quando il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera all'esecuzione del piano presentato dall'Italia, al 23 dicembre 2021, quando il governo ha presentato al Parlamento la prima relazione sullo stato di attuazione del piano, in cui Mario Draghi dichiarava: l'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, era il 2021, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. Così è stato e i soldi sono arrivati. Sono passati 286 giorni da quel primo report allo scorso 5 ottobre 2022, quando è stata presentata la seconda relazione, in cui lo stesso Premier ha scritto: nel primo semestre del 2022 l'Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi del PNRR. L'Italia presto potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi degli scorsi mesi. La Commissione europea ha accertato che è vero anche questo. E se la conferma viene da chi deve fare clic sul tasto che fa partire bonifici da decine di miliardi di euro, c'è da crederci senza indugio. Ma per chi è ancora scettico, c'è lo scadenziario del PNRR costruito dalla Fondazione Open Policy, che monitora la realizzazione di traguardi e obiettivi per trimestre, e per i palati più raffinati c'è il servizio della voce.info, che valuta l'accuratezza delle dichiarazioni di personaggi pubblici e organizzazioni influenti nel dibattito pubblico, il cosiddetto fact-checking. Entrambe queste fonti confermano che l'Italia ha fatto quel che doveva fare, con buona pace di chi insinua che il governo Draghi lascia in eredità una situazione difficile, con ritardi evidenti e difficili da recuperare. Tutto chiaro, ma perché non sono ancora stati aperti i cantieri? I cantieri arriveranno nel 2023 ed è una vera fortuna. La prima fase di attuazione del piano, in via di chiusura, è stata dedicata al disegno dell'assetto istituzionale e all'approvazione delle riforme. In parallelo, buona parte del 2022 è stata dedicata alle procedure pubbliche per l'assegnazione delle risorse. Alla data del 4 ottobre 2022 erano stati emanati 334 bandi e avvisi, di cui 291 già scaduti, per un valore di 62,4 miliardi di euro, e 43 procedure ancora in corso, per 32,3 miliardi. Ben 212 bandi avevano ad oggetto la selezione di progetti e 57 erano centrati su appalti pubblici. In sostanza, siamo ai nastri di partenza, pronti a scattare. Adesso occorre fare in modo che gli investimenti siano portati a termine nei tempi e nei modi previsti. Sapremo mandare avanti i cantieri come si deve? Qui, secondo gli ultimi dati resi noti da Open Policy, cominciano le dolenti note. Ci sono territori, in particolare nelle aree del sud del paese, più in difficoltà sia nel presentare proposte ammissibili ai finanziamenti, sia nel concludere i lavori secondo il cronoprogramma. Nessuna apertura al refrain del nord più operoso del sud, ma invece un invito alla collaborazione. Il PNRR è nato anche per ridurre i divari territoriali e per ricucire il nostro paese lungo e stretto. Se non centriamo questo obiettivo, affondiamo tutti insieme. Ma potremmo almeno adattare i cantieri alle contingenze?
Il PNRR è al servizio di coesione e sviluppo e non contro il popolo. Le vicende geopolitiche del 2022, guerra e crisi energetica, hanno portato al piano Repower EU e al conseguente aggiornamento del PNRR per circostanze oggettive, comprovate e documentate. Non si tratta di modificare la carte per coprire errori o ritardi. È tutto scritto alle pagine che vanno da 103 a 106 della relazione del Parlamento. Basta leggerle per capire cosa si può fare, quando si può fare e perché.